Candida, Candida, buonasera. Sì, maestro, sono qua. Maestro Vivaldi, per piacere. Maestro Vivaldi. Dove sei te adesso? Dove sei te? Sono un po' smagonata, maestro, un po' stanca. Ti sei stata per dire che avevo il bottone? Sei che mettacca il bottone? Come ti va se sono bottone, maestro? Te canti bene, te suoni bene, ma chi sei che mettacca il bottone? Perché mi le gole va bene ste putte, che voi insegnate tutto a cantare, a suonare, capisci il dialetto questi qua? Sì, penso di sì, maestro. Verstehen Dialekt. Sprachen Sie Deutsch? In tedesco, in latino, come che te fa sempre. L'ocqua latina lingua? Posso parlare in dialetto? Mi capito? Boh. Boh. E ora che ho visto cosa te pare mia buon non mi era neanche attaccare il bottone. Cioè mi legò a insegnare la musica, che lo insegnate tutto, perché quando che veniva Poirete, già era orfanelle, non faceva niente, Poirete, e mi ho detto, sta attento. Eccola qua, anche la Benedetta. E gli fermo un applauso, dai, gli fermo un applauso. E che lo insegnate tutto? A suonare, a cantare, e cosa c'è che doveva fare? Doveva attaccare il bottone. Ecco qua. Mettete ti sa. Ma neanche attaccare il bottone. A stamattina, quando che avevamo finito di bere il caffè in San Marco, la tua mi ha detto che te trascuri un fiamme. Sì, nel trascuro un po' di pansetta, che aveva te scusa. prendi il bottone, te prendi la scarpa. È il concetto Stavolta dei pisani che l'avevo trovata però stavolta. E allora, anche perché sei brava magari a fare, ad esempio, domani non devi andare a fare l'esame. Sì. Cosa c'è? Esame di storia? Di storia. Di italiano. E ora ti fai assetto la storia che studiare. Perché che piace cantare, ma non che piace studiare. Tanto. E ora a me, anzi qua io devo usare l'italiano. Allora io ho pensato, ma c'è un sistema, una metodologia didattica per far sì che vi piaccia una cosa? Certo che c'è. Prendiamo un pezzo di storia, la trasformiamo in musica, lei canta l'aria e si raccorda tutto. Ad esempio, cosa hai detto da fare? L'aria che deve da fare? Adesso è Giustino. Allora uno dice, ma Giustino, ma chi era Giustino? Allora gli ho spiegato a tutte e due, attenta anche a te che ti vai tanto bene. E ho spiegato a tutte e due. Un po' dure, lo so, e Giustino chi era? Era il papà di Giustiniano, l'imperatore Giustiniano. Sì. Che anno sei? Ti domanda. 527 sì, dopo Cristo. Prima che arriva un cammino. O prima? No, dopo paretto, perché c'era l'imperatore romano d'Oriente, e 565. Hai detto, chi sta l'imperatore in quel periodo lì? E allora ho detto, come facciamo perché le memorizzi? Allora ho creato questo dramma, il Giustino, che è questa storia del papà di Giustiniano che aiuta l'imperatore bizantino a conquistare il trono e anche l'amata mano della sua fidanzata, e così lei avendo imparato e ora adesso che dico maestro Giustino, quello che aggiusta il giustone e quel frizzantino non capiva niente. E allora Benedetta che aveva chiamato ti Benedetta e non era, e te invece te chiami Candida, fa sentire che sei meglio che te canti, vabbè. E allora cosa c'è che te fai sentire? Vedrò con mio diletto. E te ho detto tante volte che diletto si scrive tutto attaccato, no, diletto, cioè amato. Quindi vedrò con il mio piacere la persona, perché questo adesso aspetta l'amore. Va bene. Aspetta, allora fai sentire l'amore. Dal Giustino vedrò con mio diletto. Che amore? Mi sento qua e ti ascolto. Vedrò con mio diletto.
Giustino, e quindi è Giustiniano. Adesso abbiamo anche il Farnace. Questo ho studiato. E sei soffradeo di Maria De Filippi. No, non sei quella veramente, perché insomma c'è. Allora, cosa c'è che diceva? Benedetta ti che te hai studiato, che sei più brava, puttana, benedetta. E cosa che diceva? No, Cesare, e diceva: Postuam Farnace vici sent, Cesar epistula misit Roma ad senatum instare. È facile, no? Del latino, è facilissimo. Quasi è Farnace, chi era? Dai che ti te lo sai. Farnace era, mamma qui no, è brave e buone, ma succare. Farnace era il figlio di Mitridate VI. Ti ricordi Mitridate VI, quello che ha fatto la guerra contro Roma, le guerre mitridatiche, no? Bravo. E Farnace ha continuato la storia ovviamente del papà Mitridate contro Roma. Mitridate si era ucciso, ti ricordi, si era occupato, no? Prima che attentato col veleno, ma già era immune dal veleno e ora un servo lo aiuta a occuparsi. E poi Farnace ha continuato la guerra e viene però sconfitto nella battaglia di... che canta sta qua. Nella battaglia di Zela del 48. Sì. Vabbè, non da farne come la battuta come l'altra volta, se per questo che si dice che è venuto fuori un 48. No, questo è il 1848. E ora qua ha fatto la battaglia di Zela del 48 e ha mandato il famoso telegramma. No, certo scritto. No. Mitridate era del Ponto. Quello scrive Mozart, però non stiamo a fare confusione, brave putte. Non già era ancora nato Mozart, che già era finché che già erano lì. Dopo è nato un poretto. E quindi vince Farnace e manda il famoso telegramma che tutti sanno. Veni, vidi, vici. Cosa vuol dire? Soldato, ho vinto, ho vinto. E adesso faremo sentire quel tuo ciglio languidetto dall'opera, che tra l'altro, quando ho imparare la rima baciata, quando ho fatto la rima baciata. Quando ho composto sta qua? Nel 1724. E ora esattamente quanti anni? Siete buoni in matematica, bravi in matematica. Sono dal 1724 fino al 2024. E ora sei? 300 anni. Brava, sei 300 anni, festeggiamo i 300 anni del Farnace.
Anche queste brave a contare e a suonare, giusto? Beh, proviamo per storia, siamo mi andati tanto bene. Italiano, proviamo italiano. Come sia in italiano? Sì. Lo sapevi italiano? Studia tanto. Studia tanto. Tanto. E ora fermo la Grisella. Sì. Cosa c'era? Boccaccio. Brava! Giovanni. Brava, mia puta. Che fai un applauso che hai indovinato. Brava. Ti dico, maestro, l'ultima novella del Decamerone, Brava. che racconta di una ragazza morigerata, brava, che sta sotto tutte le prove del suo marito che la vuole tradire, uccidere i figli, ne combina di tutti i colori. Ma sono nata questo qua? No, ha fatto bene. Ma sì? Sì, ti dico mi dopo perché. Ecco, e alla fine vincerà. Ti sai che Te lo dico perché? Perché la omnia vincita amor. L'amore vince ogni cosa. Come l'Elisa del Ricombroso. E ora adesso ti fai sentire dalla Griselda. Bravo, fai un applauso, sta qua, bravo. E cosa fai sentire? No, che abbiamo detto a Griselda, adesso che ha montato la testa, adesso sbaglia anche la cosa. Agitata da due venti. Agitata da due venti, te voglio tante volte aperto perché questo è il vento, perché 20 se il numero 20, 20. Sì. 20, che ti senti le previsioni, te vedi 20 deboli e i 40. Ma questi non sei 20, ma sei 20 perché i supplia. No, ma sei il doventi che i supplia. Va bene, sì. E ora, agitata da due 20. Fammi sentire.
che c'era Timurlan qui altre. Sì. Il maestro sa ancora sempre via. Tamerlano. Brava. E chi c'era? Non mi ricordo, direi Ecco, il Musai Serveo. E se il Musai Serveo ricordasse Tamerlano. L'ho detto tante volte. Ho fatto anche che in Gambaro, mi muore dopo 400 anni, neanche. sta dentro. Tamerlano. Io so perché ha studiato, capito? Cioè, Sì. a scuola magari non lo sa. Non E allora so, meglio che spieghiamo. che sei venuto stasera, che te la Spieghiamo alla gente qua, buonasera. Facciamo un'intervista di sa chi è Tamerlano, qui del TG4, vuole fare una ipotesi, grazie. Allora, bene, chi era Tamerlano? Chi era Tamerlano? Tamerlano. Bravo, è l'Uzbek, c'era un mongolo. Bravo, questo la vecchia scuola, una pausa. Adesso fai computer, fai poppe, e di sans. Questo? E ora, era un mongolo che aveva la maniera di fare ricostruire l'Italia di Gengis Khan. Era del 1350, 1300, addirittura si ricordava del 1300, un po', ma già un po', guarda un po' e così conquista tutto ed è arrivato a questo punto nell'Anatolia. Sì. Ricordi cosa che era Anatolia? No, ma era Anatolia, c'è quella che si chiama adesso Turchia, c'era poi Turchia. E la che c'era Beyazet II, perché il primo c'era morto. È stato lì per Puaretto come che fai l'altra volta, perché ne fa purtroppo il nome. E Beyazet II era il capo dell'impero ottomano, che in Costantino è una colonia di ottomani, no? Io ottomano. Esatto. E non si era andato contro. E ha perso nella battaglia di Angora. E adesso Angora ha perso perché Angora perso Angora, che è l'attuale Ankara. E no, Ankara come si dice a Tesio, si dice Ankara. Esatto, e viene sconfitto e messo in prigione. E ora mi costringo all'opera che Gocciapagnone non da Timurlan Tamerlano, ma da Bajazet, che lo chiamava Bajazet, l'altro lo chiamava Bajazet. E allora, adesso spostiamoci di qua che abbiamo che erano proprio canti, e allora sto Bajazet, finché c'era in prigione, Gaito a Fiore, come si chiamava suo fiore, ti ricordi? Teresa. Teresa Fattorini si chiamava, adesso Non qua, è nata quella. ne fuori lo parli fra un po'. No, non si chiamava Teresa. Luisa. Beh, meglio da sapere. Si chiamava Idraste. E ora cosa fa? Tamerlano la vuole in sposa, ma Bajazet non gliela vuole dare. Ma ti sento vera innamorosa che non mi idraste, che cos'è? Idraste? Certo, e faceva l'amore anche Idraste. Idraste? Pensa ai nomi che c'erano nel mondo antico. Vabbè. Allora, a un certo punto lo mette in prigione e poi la storia dice che effettivamente lui è morto in prigione, no? Ma poi Mammino ha fatto morire perché i drama greco, azione scenica, no? Quindi si scrive con AM sola Drama. e no con do. Certo. E allora i drammi devono avere un lieto fine. E adesso è un altro fermo, allora sposa sono disprezzata. Chi sei che canta sposa sono disprezzata? Ti. Lo so che te canti ti, ma qua nell'opera chi sei che canta? Aspetta che vado. Neanche a studiare sto qua. Mi ricordo, mi è una donna, ma una sposa, ma non mi ricordo, maestro. Non mi ricordo. Irene, che Irene. era la famosa imperatrice Irene Paleologa, no?
E ora, Io mi ricordo solo che il libretto non te lo ha scritto ti. no, lo ha scritto il conte Agostino Piovè. ma mi ricordo che ti non te l'ho manco letto però. E ora, Sì, che ho letto. sì, si vede. Mi pare che fosse Irene era la sposa promessa di Tamerlano, adesso può Però mi sono stufa di cantare, dopo basta, suoniamo. Questa è l'ultima. Dopo suoniamo. Sì. Ho voluto cantare ancora dopo, no, basta suoniamo. No, cantiamo questa è l'ultima. Va bene. E questa è, allora lei canta la sua disperazione perché il suo amore, Tamerlano, non la vuole più sposare. E questa è una cosa seria, E allora adesso le canta sposa, Sì, una sono cosa disprezzata. seria. Pensate Canta e taglia. tutti quei dei mobili, quei del ristorante, e che tanto a perdere l'affare, è una cosa molto seria questa. Dai.
Tra un cielo e l'altro, dedichiamo quest'aria a tutte le donne che sono state oltraggiate e che sono state disprezzate e uccise, e anche i maschi che sono stati oltraggiati, disprezzati e uccisi. È un'aria molto seria, nulla cambia al mondo, tutto è sempre uguale, è davvero che le coppie rimangano unite, grazie appunto ai valori e alla costanza. Brava Tessina, brava puttana, che sei un problema qua. Anna Maria del Violino, no che sei? E dove sei andato? Sai che sei a trovare il moroso? Brava. Che il cameriere che il sciurato che ti devi magari ti spiegati che sei Anna Maria del Violino. Ah, è la sua preferita. È quella che suona il violino nelle 4 stagioni. La sua preferita. Ed è sei bravissima, Mammi cosa cata? Te ne è un'altra che ti piace, la Mantova, questa francese. Sì, ma quella sapete, quella è segreta. Insomma, la vita è bella per tutti, no? Anche per i preti, anche per i miei preti. Perché io sono prete, Quindi, e ora, che ne va per un altro? Te che mi ha detto, scusa che sono prete. No, sono nato prete, ma mi mancava il fiasco, ma dopo 400 anni la parrucca si diventa bianca. Ecco. Dopo 400 anni vuole avere. È andato a trovare un violinista. Lo Catà, è gente tedesco, è timido. Tedesco. Fermo che è una Sei bello. E adesso vedi. Mamma. Allora, Friedrich von Dresden. Kann via. Vieni su so. E vieni avanti là. Bis zur nächsten Stockstelle. Mamma, che bello. Non stava a paura. Che bello. Pegami l'applauso che così. Questo è veramente bravo, adesso ve lo fai ascoltare e gli altri lo preparare perché Gregor insegna a cantare, a canta bene sì o no? E ora bravo. Non impara la storia, non è che la sappia tanto. Gesù è perfetto. Insomma, e anche questa che suona bene, vero? Però che da studiare un pochettino di più. Come il signor Delà, bravo, fermo che un applauso al signor Delà, se sapeva. Silenzio signore. Ieri mattina, maestro, ho detto che andavo a scuola alle tardi. E mi si è detto, te sei ancora a scuola a tua età? Ecco, appunto.
posto, ma diventerei in paramassa, eh? Allora, adesso, du spiel gegen, Ja. okay. Keine ja. Jawohl, Kapellmeister. Jawohl, Kapellmeister. Perché mi insegna, da bravo prete, insegna a essere modesto, ma io dico che la chiamare Kapellmeister. Jawohl, Kapellmeister. Herr Kapellmeister. Herr Kapellmeister. E allora adesso vediamo le 4 stagioni. Queste 4 stagioni le accompagniamo con dei sonetti. E questa volta il sonetto ve lo recito io. La primavera. Parlo qua adesso. La primavera. Giunta è la primavera e festosetti la salutano in coro gli augelli con lieto canto. E i fonti al mormorar dei zeffiretti con dolce mormorio scorrono intanto. E questa è la prima parte. Vengo coprendo l'aere di nero ammanto e lampi e tuoni a festeggiare le letti. Indi, tacendo questi, gli augelletti tornano di nuovo al loro sonoro incanto.
altro quadretto adesso. E quindi sul fiorito ameno prato, al dolce mormorio di fronde piante, dorme il carraro col fido cane al lato. Sehr gut. Mi ha fatto vedere solo anche a me i momenti, oh. Bravo. Ecco, questo è il concetto di musica mimesi, imitazione, musica mimetica, no? La musica che imita, vedete? Ma la musica classica, quando fa dormire perché vuole far dormire, non come quelle che adesso si suona che ti fa qualche cos'altro, qualche altra reazione che adesso non si può dire perché chiaramente siamo tutti sentasà. Ma terzo movimento, qui adesso mi raccomando, col fuoco, lo voglio col fuoco. Di Pastoral Zampogna, il suon festante, danza le ninfe, danzano i pastori nel tetto amato all'apparir di primavera brillante.
la prima cosa, il caldo, no? Allora adesso lo sentirete nella musica il caldo. Sotto dura stagione, dal sole accesa, langue l'uomo, langue il gregge e arde il pino. Ecco dove scioglie il cucco, che sarebbe culo, no? Scioglie il cucco la voce e tosto intesa canta la tortorella, canta il cardellino. E poi c'è un terzo quadro. Zefiro dolce spira, ma contesa muove Borea al suo vicino. Quarto quadro. E piange il pastorel perché sospesa teme fiera borrasca e il suo destino.
pastorello, perché io con l'estate ho voluto fare tutto un quadro completo, questo pastorello ha paura del temporale, però è stanco e vuole provare a dormire. Ma toglie alle membra latte il suo riposo, il timor dei ferri lampi e di mosche e mosconi, lo stuol furioso. Che purtroppo i suoi non fermenti. Tuona e fulmina il ciel grandinoso, tronca il capo alle spighe e grania il terra.
Ve l'avevo detto che questo era veramente bravo, quindi lo state sentendo voi. Nell'autunno io ho colto due momenti. E qua lo sempre. Il celebra il Villanelli con balli e canti del felice raccolto, perché si giugno si raccoglie il bel piacere, e del liquor di Bacco, che sarebbe il vino, no? Il liquor di Bacco. Grazie, un po' stanco, sono da accesi tanti, finiscono nel sonno, il bel godere.
esservi un'idea, cioè, perché dice che la musica classica è noiosa, fa venire sonno, ma ci si può anche divertire con la musica classica. E allora lei, sai che deve dire? Lo mandemmo a dormire, e che aveva già capito. Schlafen gehen, va a dormire. Allora facciamo riposare un attimo, perché la seconda parte fa che ognuno tralasci e balli e canti l'aria temperata che dà piacere. È la stagione che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno. Bello. motivo ovviamente c'era. Io ho intitolato questa raccolta, le 4 stagioni, ma fa parte di una raccolta, l'opera 8, che si intitola Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, cioè il confronto tra l'invenzione, che è la melodia, rappresentata dal violino, e l'armonia. E vedete quindi quando l'armonia si manifesta da sola nella sua piena natura, che potere coinvolgente essa ha. E infatti ci ha rapito tutti nell'estasi, da dove ci distoglie ogni tanto la melodia, e l'armonia ha il compito di riportarci a questo carattere geometrico, matematico della musica. Ma ora passiamo al terzo movimento dell'autunno, la caccia. I cacciatori alla novalla, a caccia, con cani, corni, schioppi e sconfuoco. Fugge la belva, ne seguono la traccia. Già sbigottita e languida il gran rumore dei cani, corni, schioppi, languida minaccia di fuggir, ma oppressa
muore. Anche qui il concetto di musica come mimesi, imitazione. Prima avete sentito il caldo con l'estate, adesso vi faccio sentire il freddo con l'inverno. Agghiacciato tremar tra nevi algenti, che vuol dire ghiacciate algenti, no? Al severo spirar d'orrido vento, correr battendo i piedi ogni momento e penso vecchio gel, battere i denti.
altro che oh. Però andiamo a scaldarsi, dai, andiamo a scaldarsi. Dov'è che andiamo? La vedete quella finestra lì? Guardate, è illuminata perché dentro ci sono delle persone sedute intorno a un focolare. Passaridi, quieti e contenti, mentre la pioggia fuori bagna ben 100. Cosa vede quella gente lì fuori dalla finestra? Vede come la gente si comporta di fronte a una difficoltà. Non sono quelli che la sanno affrontare, quelli che non ci riescono, il ghiaccio, ad esempio. Allora, persone che non riescono a muoversi, allora camminare sul ghiaccio a passo lento per il timore di cadere, dirsene intenti. Poi sono i giovani che corrono sul ghiaccio, cadere a terra, sdruzzolare, rialzare di nuovo finché il ghiaccio si rompe e si disserta. E poi ho immaginato un quadro cosmico: sentire uscire dalle ferrate porte Scirocco, Borea e tutti gli altri venti in guerra. Perché, vedete, questo è l'inverno, ma dai che gioia apporta.
grazie. Dunque, grazie agli amministratori che ci hanno ospitato, grazie a tutti voi per questa serata che per noi è stata bellissima, spero anche per voi. Noi stiamo sempre insieme volentieri per riproporre questo grande musicista, questo grande Veneto, questa grande musica. E dunque, I love Siarese, vero? Si dice? Giusto? Bravo. E allora, più di Vivaldi. Più di Vivaldi che premia la natura, il creato, la bellezza, i prodotti della natura, qua avete grande e generosa abbondanza, famosa nel mondo e in ogni sito. Per questo io ringrazio l'Orchestra Sinfonica della RAI, che io, Maria Rita Schenato, ce l'ho messa tutta, ho girato, smanettato e trafficato, assieme alla qui presente le dita magiche che tutto il cuore bollente e caloroso ci dice Boscaro Maria Beatrice. Come dimenticare i trilli divini di Federico Parolini? La gioia, la passione e tutto quello che da sempre ci ha dato Massimo Celegato. Questo concerto verrà prossimamente caricato sul canale YouTube, ricordate i nomi, Maria Rita e Maria Beatrice, musiciste. Siamo partiti da Venezia, ne abbiamo fatti un centinaio, poi li carichiamo e li giriamo per il mondo, quindi la scritta sarà I love Siarese, Vivaldi. Bravissimi tutti gli interpreti, Boscaro, Federico Parolini, anche Maria Rita Schenato, però Maria Rita Schenato è un po' toppo,